come sapete, diciamo, nella notte appena trascorsa ha portato all'esecuzione di una misura cautelare, diciamo, a carico di 25 soggetti che peraltro a vario titolo e allo stato degli atti sono praticamente indagati di varie condotte che vanno dall'associazione di tipo mafioso, naturalmente ognuno secondo diversi profili di responsabilità o di diciamo, contestazione provvisoria di addebiti. Dicevo, traffico di sostanze stupefacenti, spaccio, possesso e porto peraltro anche in luogo pubblico di armi da fuoco, ipotesi anche di estorsione e di usura. Nella operazione odierna, come dicevamo prima, sono state sostanzialmente coinvolte tutta una serie di, diciamo, di aree, assetti della Polizia di Stato che vanno per l'appunto dal chi materialmente ha fatto e svolto le investigazioni, e cioè il Servizio Centrale Operativo con la squadra mobile della Questura di Catania e, mi permetto di aggiungere, la prima sezione criminalità organizzata e catturandi della squadra mobile di Catania, con il coordinamento della Procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia. Naturalmente l'attività è un'attività che è durata qualche anno e che naturalmente ha investito la cosca malavitosa mafiosa dei Santa Paolo Ercolano. Ha individuato sostanzialmente i vertici degli assetti attuali e naturalmente anche l'attuale reggente. Ha individuato, come ho detto, una serie di condotte, una serie di fibrillazioni e una serie di incontri documentati con attività di intercettazione, di intercettazioni ambientali, telematiche, telefoniche, ma anche di videoregistrazioni, dove sono stati proprio anche individuati, monitorati incontri tra praticamente quelli che sono stati poi come dire, qualificati chiaramente, come ho detto, allo stato degli atti come gli attuali vertici con diversi profili della cosca dei Santa Paolo Ercolano.